Con la celebrazione di questa Santa Messa, nella Domenica della Parola di Dio, si concludono oggi le solenni celebrazioni in onore di San Tiziano, vescovo e confessore, patrono della nostra diocesi di Vittorio Veneto. La generosa carità di Tiziano e la sua limpida fede fecero di lui un grande vescovo, attento alla sua gente, ma anche profondamente legato al successore dell'Apostolo Pietro nell'annuncio autentico del Vangelo. Dopo la sua morte, nel 632, venne presto venerato come santo e le sue spoglie furono traslate a Ceneda, divenuta nuova sede vescovile della diocesi. Anche dopo molti secoli, continui egli a intercedere ancora presso il Signore il dono dello Spirito Santo e sostenga il cammino della nostra Chiesa nella testimonianza della carità e nell'annuncio del Vangelo. Nel celebrare questo nostro patrono, oggi ci ritroviamo come cori parrocchiali ad animare questa Eucaristia. Come fu per San Tiziano, così anche la vita di ciascuno diventi inno di lode all'amore di Dio. Presiede la celebrazione Monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito della diocesi di Città di Castello. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto dell'Iste Confessor. Prestans meritum frequenter, egraque passim iaque remembra, viribus morbi domitis saluti, restituuntur.
terincilli, chorus obsequentem, cocinit laudem celebresque palmas, ut bis eius precipus juvemur, omne perevum. Sit salus illi, decus atque virtus, qui super celis solio coruscas, totius mundis seriem gubernat, Trinus et Unus. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Caro Monsignor Domenico, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, fedeli tutti, è tradizione che la domenica immediatamente successiva al 16 di gennaio, solennità di San Tiziano, la nostra diocesi celebri qui in cattedrale un pontificale animato dal canto di una o più corali che vengono da parrocchie della nostra diocesi, come è avvenuto anche quest'oggi. Ringrazio i cantori presenti di aver accettato questo invito e invitiamo a presiedere, non sempre ma quasi sempre, un vescovo che è o originario della nostra diocesi o che abbia avuto a che fare con la nostra diocesi. E quest'anno l'invito è capitato a lei, caro Monsignor Domenico. 50 anni di sacerdozio fatti il luglio scorso, di cui 15 vescovo di Città di Castello. Originario da Mareno di Piave, è un nostro conterraneo, entrato nella congregazione dei sacerdoti dell'amore misericordioso, e il Papa 15-16 anni fa lo ha scelto per diventare vescovo di Città di Castello. E lo ringrazio di aver accettato, lo ringrazio per il suo servizio, che è un gesto che ha svolto a Città di Castello, e anche per aver accolto questo nostro invito con immediata fraternità, e anche credo per il legame con questa terra da cui ha avuto origine la sua vita e la sua fede. Grazie Monsignor Domenico, siamo molto vicini a lei, preghiamo con lei e anche per lei, e lei
preghi anche per la nostra diocesi. Ringrazio di cuore il Vescovo Corrado che mi ha invitato e, come ha detto, ho accolto ben volentieri l'invito di essere qui oggi a celebrare con voi la conclusione delle feste in onore di San Tiziano, qui nella cattedrale di Vittorio Veneto, e anche ricordando il 50° di sacerdozio che ho appena commemorato e anche appunto i 15 anni di episcopato, come è stato detto. Sono particolarmente contento perché questa è la mia chiesa madre. I miei genitori e la mia famiglia abitavano a Ramera, dove sono nato e cresciuto nei miei primi anni di vita. Le mie radici sono qui sono stato battezzato, ho ricevuto la prima comunione, la cresima e ho iniziato a capire qualcosina della mia vocazione futura. Tra le tante persone a cui sono grato non posso non accennare ai vescovi di Vittorio Veneto, uno per tutti il vescovo Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, beatificato da poco, molti sacerdoti, a cominciare, devo ricordare, Don Leone Casagrande, Don Antonio della Giustina, Don Giacomo da Fre, Don Fulvio e tanti altri, tra cui i sacerdoti qui presenti. E un grazie affettuoso e sincero al mio carissimo cugino Don Giuseppe Nadal, che è qui presente, e quindi lo voglio ringraziare pubblicamente perché da poco ha celebrato, come sapete, gli 80 anni di vita. Mi è stato di esempio precedendomi nel cammino del sacerdozio e quindi lo ringrazio particolarmente. Ringrazio tutti i miei parenti e amici e tutti voi che siete qui presenti a questa solenne celebrazione. Un grazie particolare a Monsignor Graziano, il parroco della cattedrale, e al vicario Monsignor Martino, e ai cori che animano questa solenne liturgia. Oltre al ringraziamento chiediamo perdono al Signore per la nostra scarsa attenzione alla sua parola. Oggi è la domenica della parola, e per le nostre facili divisioni, contrapposizioni. Siamo nell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, che è davvero una causa molto importante, che dobbiamo perseguire ancora con più decisione. Ogni peccato in fondo va contro la comunione con Dio e i fratelli. Signore, che ci inviti all'ascolto della tua parola, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che ci chiami a seguirti, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Signore, che ci raccogli nell'unità, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
O Padre sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà al Vangelo con il ministero di San Tiziano Vescovo. Concedi anche alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce, mia Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce, mia Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli,
per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio. Gesù predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Gloria a te,
Eccellenza carissima e carissimi confratelli, sacerdoti e diaconi, fratelli e sorelle, esprimo ancora la mia gioia nell'essere qui in questa chiesa particolare che è cara a me come è cara a voi, in questo momento conclusivo delle feste di San Tiziano. Ascoltando le parole proclamate vorrei offrire 3 brevi riflessioni. La prima: Gesù è la luce delle genti, Gesù è la gioia, la pace. Già il nome Gesù questo dice, è il Salvatore, il Liberatore. E quando è nato gli angeli hanno cantato gloria a Dio e pace agli uomini. E quando, come abbiamo ascoltato, Gesù per la prima volta si affaccia sulla scena pubblica dopo aver vissuto 30 anni di nascondimento nella bottega di Nazareth, facendo semplicemente e solamente il falegname. Ecco, il profeta Isaia vede questo apparire di Gesù sulla scena pubblica come la realizzazione di quello che aveva predetto il profeta. Il popolo immerso nelle tenebre vide una grande luce. Gesù dirà: io sono la luce del mondo. E la Lumen Gentium, il documento più importante del Concilio Vaticano, questo dice. A ricordare che in questo mondo, anche il nostro, abbastanza tenebroso e complicato, ecco, lui è il faro di luce, di speranza e di gioia a cui dovremmo attingere. Cafarnao si colloca geograficamente vicino al lago di Genesaret, nella cosiddetta Galilea delle genti. Chi di noi è stato in Palestina, in Galilea, ha visto Cafarnao, questa città dove Gesù ha posto la sua residenza lasciando Nazareth e è andato ad abitare nella casa di Pietro, vicino alla sinagoga. E Cafarnao era il crocevia di carovane che transitavano tra Occidente e Oriente con le loro merci, una delle vie più battute da uomini di ogni nazione. Per questo appunto chiamata Galilea delle genti. E proprio in mezzo a questa gente immersa nelle tenebre del paganesimo, del resto ogni epoca ha questa situazione di luci e ombre, a volte più ombre che luci, Gesù inizia la sua attività. Gesù appare come la luce in mezzo a questo mondo, a questo nostro mondo. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Fratelli e sorelle, siamo invitati a guardare a Gesù, luce del mondo, di questo mondo nostro, con i nostri problemi e non solo quelli grossissimi delle guerre in atto, delle ingiustizie, delle violenze, ma anche del nostro mondo interiore, perché tutti noi portiamo luci e ombre e abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce che è Cristo, di essere resi contagiati dalla sua gioia, dalla sua pace. Ricordiamo questa affermazione: io sono la luce del mondo. Chi cammina dietro a me non cammina nelle tenebre. E questa è la gioia, la bellezza della nostra fede. Ma c'è una seconda affermazione che chiarisce ancor più questa affermazione. Gesù porta la luce della sua parola. Gesù si fa presente con una parola che è unica, che è originale, che si chiama Vangelo, bella notizia, e rimane bella e unica per sempre. Non ci sarà una parola uguale alla sua. Il Vangelo è il libro in assoluto, il più bello è il libro, tra l'altro è il più letto. E purtroppo, ecco, noi non ne facciamo tutto l'uso che potremmo e dovremmo. Gesù, in mezzo a questa gente, a noi, proclama questa parola che è la sintesi di tutto il suo insegnamento, di tutto il suo Vangelo. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Dunque, un grande annuncio: il regno di Dio è qui, è in mezzo a noi, l'ho portato io. Il regno di Dio che illumina
questo mondo di uomini che sono da sempre magari intenti ai loro affari, come allora, alle loro cose di questa terra, guardando spesso giù, troppo giù. Il regno di Dio è qui, ecco il dono del Signore che appunto non dimentica l'umanità, è in mezzo a noi, cammina con questa umanità, non si stanca di questa umanità che continua così con le sue contraddizioni. Il regno di Dio è vicino e questa è la bella notizia a cui dovremmo afferrarci, nella quale dovremmo rinnovare la nostra fede. Ecco lì questa parola che ci propone un orizzonte che solo Lui, Gesù, è venuto ad aprirci, ad offrirci gratuitamente a tutti, che è oltre le preoccupazioni per il benessere materiale che finiscono. Dunque, se il regno di Dio è in mezzo a voi, convertitevi. Ecco l'imperativo rivolto a noi, che vuol dire il cambiamento del modo di pensare, metanoei, e il cambiamento della vita, epistrefo, cioè dobbiamo cambiare completamente modo di pensare e di vivere, di relazionarci. Accogliete questa bella notizia e vivete di conseguenza. Ecco, la notizia dunque che non è solo teorica ma è esistenziale, cioè pervade tutta la nostra esistenza. Esempio immediatamente concreto, Gesù subito dopo chiama 4 pescatori semi-analfabeti, 2 coppie di fratelli, Simon Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, e dice loro, senza nessun preambolo: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Cosa avessero capito non ci è dato di sapere, ma immaginiamo ben poco. E tuttavia, quello sguardo e quella voce hanno avuto un impatto, una forza così forte che loro hanno abbandonato tutto, casa, famiglia, lavoro, per andare dietro a Gesù. Ecco la parola di Gesù. Il regno di Dio è arrivato e dunque Gesù può cambiare la vita di tutti. Quei 4 sono un esempio. Quei 4 lasciano tutto così, senza calcoli, senza pensarci, senza dubbi, subito, giocando tutta la loro esistenza, e non sono più tornati indietro. E sono arrivati sono diventati martiri come Cristo. 4 pescatori così, con i loro difetti che ben appaiono nei Vangeli, per dire che il Vangelo è offerto a tutti e tutti, se lo accogliamo, possiamo avere un destino veramente bello, santo, come quello dei santi. Questi 4, sulla parola di Gesù, hanno cambiato totalmente la loro vita e sono diventate testimoni credibili per tutti. E una terza considerazione: la parola di Gesù ci cambia la vita sia personale che relazionale. Ecco, l'esperienza dei 12, l'esperienza di Sant'Iziano, l'esperienza del beato Papa Giovanni Paolo I, l'esperienza di Papa Benedetto, di Papa Francesco, della Beata Mare Speranza, e con la litania sarebbe infinita, quella di tutti i santi, quelli noti e quelli non noti ancor più, tutta questa fila immensa di persone testimoniano che quella parola è davvero significativa, tanto da cambiare la storia degli uomini, quella personale ma anche, ripeto, quella relazionale. Posso dire personalmente che sta cambiando anche la mia, perché quando avevo appena 11 anni, nel lontano 1958, ecco, io non so come, di fatto, ecco, quella parola mi è arrivata e da lì, ecco, è partita la mia storia cristiana, poi come religioso e poi come sacerdote. E non mi sono pentito, anzi, l'unico pentimento è che avrei potuto fare meglio. Non ho mai sentito dire un cristiano che si era pentito di aver incontrato Gesù, casomai è il contrario, no?
E quindi la gioia di poter sentire che il Signore Gesù ci cambia la vita e ci riempie di gioia. Ogni parola del Vangelo di Gesù, creduta, meditata, accolta, custodita e messa in atto, proprio come faceva la Madonna e come facevano i santi, trasforma. Ogni cristiano si sente graziato, convinto che se fosse andato per conto suo non sarebbe così contento, con tutti i limiti e peccati di ciascuno. La parola dunque è luce e forza per andare dietro a Gesù, nella Chiesa da Lui fondata. E così che, cammin facendo, dietro a Gesù, noi, per dire una parola molto bella, a me cara, di San Paolo VI, se andiamo dietro a Gesù facciamo l'esperienza di essere tirati fuori dal nostro selvatico egoismo, ognuno il suo, tutto da guadagnare, perché passare dall'egoismo all'amore è proprio la cosa più bella che possiamo fare. L'esperienza quindi che cambia la nostra storia e cambia le relazioni. Se pensiamo ai grandi santi, ma anche ai piccoli santi, per esempio San Benedetto e San Francesco, nel loro tempo molto critico, loro sono stati una luce non solo per la Chiesa ma per il mondo. E tutti i santi hanno dato un contributo alla civiltà, alla cultura. I cristiani nel nome di Gesù avvertono l'impegno di favorire la fratellanza universale, il dovere di costruire insieme l'unità e la pace, mettendo a disposizione la diversità dei carismi senza contrapposizioni e divisioni che purtroppo esistono anche tra noi, e questo è il male nostro. Per questo stiamo pregando, come Gesù ha insistito nella sua ultima preghiera, che noi fossimo una cosa sola con Lui, come Lui è una cosa sola con il Padre. Quindi come i santi, come fece San Tiziano a suo tempo, siamo chiamati a essere uomini e donne di unità e di pace nel luogo e nel tempo in cui viviamo. Ecco, fa veramente senso, no? L'attualità di questi santi datati, 1400 anni ci distanziano da San Tiziano, eppure ecco qui, lo ricordiamo. San Francesco, santi molto lontani nel tempo ma molto vicini e sempre attuali. Invece i grandi della terra passano, li leggiamo nei libri di storia. Dicevo l'unità. Vi esorto, fratelli, scrive San Paolo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. L'Apostolo Paolo, dinanzi alle discordie e al sorgere dei gruppi contrapposti all'interno della comunità di Corinto, afferma: in questo modo noi dividiamo Cristo, rendiamo vana la sua croce e smentiamo il suo Vangelo. Il cristiano, seguendo il Vangelo di Gesù, diventa uomo e donna di pace, con l'amore, il perdono, la pazienza, la mitezza di Gesù, che vince il male con il bene, pagando di persona. Scrive il Concilio Vaticano II che la Chiesa è segno e strumento di unità e di pace per tutta la comunità umana, ed afferma ancora che il comandamento di Gesù di amarci come Lui ci ama è l'unica legge della trasformazione del mondo. La Chiesa è essenzialmente comunione e il cammino sinodale in corso dovrebbe portare, come dice Papa Francesco, alla rivoluzione della tenerezza e della vicinanza fraterna. Lo chiediamo come grazia per intercessione di San Tiziano e lo prendiamo come impegno da vivere nella nostra specifica vocazione e missione.
Credo, Signore. Amen. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, affidandoci all'intercessione del nostro santo patrono Tiziano, eleviamo a Dio la nostra preghiera unanime perché la volontà del Signore si compia nella storia dell'umanità e il suo regno venga in mezzo a noi. Preghiamo insieme dicendo: per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, per il Vescovo Domenico che presiede questa liturgia e per il nostro Vescovo Corrado e tutti i Vescovi, per i sacerdoti e diaconi, per i fedeli, religiosi e laici, perché lo Spirito Santo sostenga l'impegno di tutti e guidi la Chiesa a una testimonianza del Vangelo fervente e coerente nella fedeltà alla volontà del Signore. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per gli operatori di pace, il loro impegno a favore della riconciliazione e della fraternità fra i popoli sia efficace e fruttuoso. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i credenti in Cristo, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo vivendo favorisca il dialogo e la reciproca accoglienza, perché tutti coloro che invocano il nome del Signore Gesù siano concordi nel professare la medesima fede nell'unico Signore. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i gruppi corali parrocchiali qui presenti e per quanti offrono tempo ed energie nell'animazione liturgica, consapevoli del loro prezioso compito, lo vivano con sempre maggiore fede e dedizione per una più attiva e piena partecipazione di tutti. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta con abbondanza ogni domenica, ma accogliendola con fede le consentiamo di operare nella nostra vita. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. O Dio nostro Padre, che un giorno ci donasti come pastore e guida il Vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nell'attesa di contemplarti
santi fra i santi, nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Con timore e amore ci accostiamo, Padre, al tuo santo altare, nel glorioso ricordo di San Tiziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza di fede di San Tiziano, Vescovo, Tu hai reso feconda la Tua Chiesa con la forza creatrice del Tuo Spirito e anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno sicuro del Tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del Santo Patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il Tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi,
per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, cantiamo con gioia la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi restituiscono. Accompagniamo il momento della comunione, unendoci nel ritornello del canto «O Gesù, tu sei il pane», con le parole «Vieni in me, Signore».
Preghiamo, Padre che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo, fa che seguendo l'esempio di San Tiziano ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto ancora i cori. Ringraziamo Radio Tenda TV e davvero ancora grazie al Vescovo Corrado che ha voluto ci fossi anch'io. Prendiamo la benedizione della Chiesa, la benedizione di San Tiziano, perché possiamo sentire la vicinanza di Gesù, amore misericordioso, nel cammino della nostra vita. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Tiziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Tiziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà del Vangelo per una vita santa. Amen. E per l'intercessione di San Tiziano Vescovo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ite missa est.
Amen.